Ha avuto anche il plauso del Presidente del Senato, l'onorevole Ignazio La Russa, la manifestazione organizzata dall'ACI di Agrigento, presieduta dall'avvocato Salvatore Bellanca. Invio con sincero piacere il mio saluto in occasione dell'evento 5 ore in pista per la vita, scrive il Presidente La Russa. Desidero congratularmi con l'ACI di Agrigento e per gli organizzatori tutti per lo spirito e l'impegno che hanno contraddistinto la realizzazione di una bella iniziativa di partecipazione, amicizia e sicurezza. L'iniziativa si è svolta presso l'Autodromo Concordia di Agrigento e si è inserita nel contesto della Giornata internazionale delle persone con disabilità, una giornata interamente dedicata ai ragazzi e agli adulti diversamente abili con svantaggi sociali. Oggi è un giorno importante, ringrazio ACI Italia e anche ACI la sezione di Agrigento per essere sempre presente e vicino anche all'amministrazione comunale, l'impegno sulla sicurezza per le strade di ACI è massima, oggi anche un impegno sulla solidarietà, è importante questo evento, si portano i ragazzi diversamente abili vicino al mondo dei motori, vicino al mondo dello sport, è fondamentale per lo sviluppo psicofisico di questi nostri ragazzi. Voglio ringraziare anche in prima persona l'avvocato Salvatore Bellanca perché è sempre pronto a ogni richiesta di questa amministrazione, principalmente proprio il tema, come dicevo poco fa, sicurezza e solidarietà. Finalmente dopo 2 anni di stop forzato a causa della pandemia da Covid abbiamo voluto riproporre questa manifestazione a cui io personalmente e comunque tutto l'ACI di Agrigento teniamo in modo particolare. Una manifestazione che ha avuto attenzione da parte del Presidente del Senato e del Presidente di ACI Italia, l'ingegnere Sticchi. Ricevere i complimenti e le congratulazioni da parte di 2 istituzioni così autorevoli per noi è un motivo di grande orgoglio. Io voglio ringraziare soprattutto gli attori di questa manifestazione, gli attori che sono proprio queste persone, perché sono proprio loro gli attori e i protagonisti di questa giornata. Voglio ringraziare anche tutti i piloti agrigentini che hanno messo a disposizione le loro auto da corsa proprio per far dare un piccolo sorriso e un attimo di speranza a queste persone, e ringrazio soprattutto tutte le persone che hanno collaborato con spirito di abnegazione alla realizzazione di questa manifestazione, proprio per dare modo a tutti di realizzarla e di concretamente nel modo in cui la stiamo vivendo. Le emozioni che oggi si provano vedendo questi ragazzi salire in macchina, gli sguardi e le lacrime la dicono tutta e hanno tutto quello che si può sapere di questa manifestazione. ACI Italia investe tantissimo in campagne di sensibilizzazione volte a tutelare quelli che sono i diritti dei disabili lungo la strada di ogni giorno per evitare e per superare quelli che sono gli ostacoli che loro incontrano. 5 ore per la vita vuole lanciare un messaggio di speranza, di inclusione e di solidarietà contro ogni barriera. E oggi è una bellissima iniziativa, è di sicuro un'esperienza che i ragazzi, anche le persone che vivono una condizione di disabilità porteranno come esperienza di vita nel cuore. Lo si vede dallo sguardo pieno di entusiasmo e di felicità. Il Libero Consorzio Comunale ed il commissario straordinario ha voluto contribuire alla riuscita di questa bellissima iniziativa, ma un grazie grande deve andare a chi si spende per organizzare queste manifestazioni, e che in questa giornata è proprio l'ACI di Agrigento. Le nostre città purtroppo ancora oggi non vivono una condizione di rispetto di chi vive una disabilità, perché non sono ancora a loro misura, e quindi che ben vengano queste iniziative per sensibilizzare tutti quanti e chi soprattutto amministrano le città, per far sì che tutte le prospettive di vita vengano migliorate, e che non si considerano questi ragazzi soltanto in queste singole giornate, ma dobbiamo pensare sempre a queste persone e far sì che tutti gli spazi siano fruibili, cercando di portare avanti ancora l'abbattimento delle barriere architettoniche che ancora purtroppo esiste, e credo che questo sia veramente un'espressione veramente di inciviltà, perché ancora oggi le città non riescono ad operare in una condizione di integrazione e di inclusione, e credo che sia veramente l'aspetto peggiore che ci possa identificare.